settore. Concessioni balneari 2024, vicenda intricata, l'unica certezza è che nemmeno quest'anno andranno a gara. Ciò significa che ora la palla passa all'Unione Europea. Ambulanti di Veneto e Friuli Venezia Giulia soddisfatti per il richiamo del presidente Mattarella al governo sul tema delle concessioni, basta con le proroghe, dicono. È stato scarcerato al termine dell'interrogatorio di garanzia il marocchino di 23 anni di Cabarzere, arrestato dai carabinieri di Padova per aver maltrattato la compagna. Turista scivola in acqua vicino al ponte di Sospiri a Venezia, il figlio si tuffa per soccorrerlo, a salvare entrambi gli agenti delle volanti lagunari. Meno 2 giorni all'avvio dei saldi invernali, secondo Confesercenti, metropolitani e consumatori acquisteranno solo ciò di cui hanno realmente bisogno. È nata Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e di Matteo Giunta, l'annuncio sui social e l'abbraccio del Veneto, gli auguri del parroco di Montebelluna che l'ha sposata. Lo spettacolo della Piro a Paroa di Noale rivive sabato 13 gennaio 2024. Le avverse previsioni meteo hanno spinto la Proloco a rinviare la festa che normalmente si svolge il 6 di gennaio. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I temi della politica e dell'economia in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Il tema della DDL concorrenza, quello ovviamente conseguenziale delle concessioni, soprattutto demaniali. Sappiamo quanto il tema è sentito in Veneto, soprattutto a Venezia. Come sapete c'è un richiamo al governo Meloni da parte del Quirinale. Insomma, nemmeno nel 2024 si andrà a gara e c'è la reazione dei balneari. Iniziamo da qui. Concessioni balneari 2024, la vicenda è davvero intricata, l'unica certezza ad oggi è che nemmeno quest'anno andranno a gara, ciò significa che ora la palla passa all'Unione Europea. Tra perplessità, critiche come quelle lanciate dal Quirinale al governo Meloni e paradigmi, con in testa la vicenda del Comune di Roma, che in antitesi con quanto disposto a livello nazionale e in disapplicazione delle vigenti norme ha avviato le procedure per la messa a gara delle suddette concessioni. Discorso a parte qui in Veneto, dove, grazie alla possibilità di utilizzare la legge 33, i comuni costieri hanno reagito in maniera differente. Quindi proponendo un piano di investimenti importante, pluriennale, legato alla durata della concessione, quasi tutti i comuni costieri hanno accolto queste domande, i percorsi di evidenza sono in fase di attuazione proprio in questo periodo, ma è evidente che i tempi saranno lunghi e quindi per la stagione 24 vi sarà di fatto un regime di proroga pressoché automatico. Attualmente molte le località del litorale veneto che basano la propria offerta turistica sulla formula del tutto incluso, vale a dire chi prenota un albergo fronte mare generalmente ha anche incluso il posto in spiaggia. Ci si domanda se sarà ancora così o se la formula potrebbe cambiare quando si andrà a regime con le nuove concessioni. Io non credo che questo cambierà, è evidente che il turismo è una forma di economia che si basa sulle esigenze delle persone che sono in continua evoluzione e quindi probabilmente anche le nostre spiagge auspicabilmente dovranno cambiare, dovranno innovarsi. Fondamentalmente per i turisti non cambia nulla. La stagione di svolta probabilmente sarà quella successiva, presumibilmente per la stagione 24 non vi saranno cambiamenti particolari. Le spiagge del Veneto anche per il 24 saranno organizzate e pronte ad accogliere i tanti turisti che continueranno sicuramente a premiarci esattamente come è stato sin qui. Una posizione in parte in controtendenza è quella anche degli ambulanti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Basta con le proroghe, serve una riforma del settore. Sentiamoli. Noi siamo perfettamente d'accordo con il Presidente della Repubblica perché è stato un DDL, ne abbiamo discusso direttamente con Bitonci del Ministero, lo avevamo avvisato che una cosa così sarebbe stata impugnata in qualche maniera
lo ha fatto direttamente il Presidente della Repubblica. Soddisfazione della categoria degli ambulanti del Nord-Est per il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul tema delle concessioni contenuto nell'ultimo DDL concorrenza. Nel mirino del Colle le norme che prorogano i permessi per il commercio ambulante, che porta a precarizzare il lavoro. Noi siamo 180.000 aziende in Italia, siamo 180.000 aziende che sono ferme dal 2010, anno del recepimento della direttiva Bolkestein. Da quel momento lì siamo sempre andati avanti con proroghe. Lei capisce bene che con una proroga di 1 anno, 2 anni, io non posso poter investire in autoveicoli, in personale, in magazzini, in scorte di merce. Devo vivere la giornata. Una direttiva del 2010, la Bolkestein, che mira a disciplinare la concorrenza all'interno di uno Stato, nata per regolamentare i settori legati alle concessioni pubbliche, commercio ambulante, gestione di aree balneari, e nei quali le continue proroghe, come quella stabilita dall'ultimo disegno di legge, stanno di fatto rendendo complicati gli investimenti a lungo termine degli operanti nel settore. Conseguenza di tutte queste proroghe, i mercati si stanno svuotando perché nessuno, piuttosto di investire al buio, preferisce cambiare mestiere. Quindi basterebbe semplicemente mettere a bando quelli che sono i posteggi vuoti nei mercati, riqualificandoli, riportando la gente al mercato, che crea sicurezza, aggregazione, pulizia e vitalità dei centri storici. Queste le richieste da parte degli ambulanti del Nord-Est, che dopo la notizia della missiva di osservazioni inviata al Parlamento e al Governo sono in fermento e chiedono di essere ascoltati. Portare avanti quella che è una riforma del settore, in cui il settore viene blindato con i rinnovi, è una vera e propria riforma che ci permetta come categoria di poter ricominciare a reinvestire nel nostro lavoro. Ci aspettiamo che si apra un tavolo in cui ci si possa sedere con persone competenti e si possa prevedere un percorso per questa categoria. La cronaca: è stato scarcerato al termine dell'interrogatorio di garanzia il marocchino di 23 anni di Cavarzere, arrestato dai carabinieri di Padova per aver maltrattato pesantemente la compagna. Era arrivata lo scorso 28 dicembre in lacrime e dolorante al pronto soccorso dell'ospedale di Padova una giovane donna, 22 anni, di origine marocchina, e qui, grazie al sostegno dei sanitari e degli agenti di polizia, aveva deciso di sporgere denuncia per maltrattamenti. Le successive indagini avevano permesso di arrestare il compagno, un connazionale di 23 anni trovato fuori dall'ospedale, un arresto che non è stato convalidato. Al termine dell'interrogatorio di garanzia avvenuto ieri, infatti, l'uomo è stato scarcerato, raggiunto dalla misura del divieto di avvicinamento alla casa di famiglia. Al giudice il marocchino ha spiegato di aver sempre e solo voluto aiutare la compagna, che in alcuni momenti avrebbe presentato grandi fragilità. Incensurato e con un lavoro, lo straniero vive a Cavarzere. La compagna aveva raccontato di aver subito maltrattamenti in altri 2 casi e di essere ricorsa alle cure del pronto soccorso di Chioggia anche lo scorso 18 dicembre. Brutta avventura, davvero brutta avventura a Venezia per 2 turisti, padre e figlio, caduti in acqua e salvati dagli agenti delle volanti. Martedì sera un turista stava camminando per Venezia in prossimità del bordo della fondamenta nei pressi del Ponte dei Sospiri, quando è caduto in acqua perché stava guardando il cellulare. Con lui c'era il figlio che senza esitare si è tuffato per salvarlo, ma entrambi si sono trovati in difficoltà. Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti della Questura di Venezia, che hanno trovato il conducente di un'imbarcazione, arrivato nel frattempo, che tentava di aiutarli. A quel punto i poliziotti hanno fatto arresto. Padre e figlio sono stati quindi invitati dagli agenti a togliersi gli indumenti fradici per evitare di incorrere in rischi ipotermici, per avvolgerli poi con coperte termiche. Poco dopo sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco e il personale del SUEM, che li ha portati al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Voltiamo pagina all'attualità, l'inverno demografico che coinvolge sempre di più anche la provincia di Venezia.
Anche a Venezia e provincia, come nel resto del paese, ci sono sempre meno nascite. Nel 2023, infatti, sono nati 3.559 bambini nei 4 ospedali dell'Ustrè Serenissima, contro gli oltre 4.000 del 2019 che sono andati diminuendo sempre più dal periodo del Covid. Alcuni dati balzano all'occhio. L'Angelo nel 2021 aveva superato i 2.000 nuovi nati, record assoluto. Ciò significa che ne ha persi 200 strada facendo, mentre c'è una lieve diminuzione rispetto ai 1856 del 2022. Scende anche Mirano, che 2 anni fa aveva oltrepassato quota 1000. Crescono invece Chioggia e Venezia Centro Storico, di una decina di unità ciascuno. E mentre a Chioggia si è avuto il primo nato di questo nuovo anno sul territorio della Serenissima, a Venezia per la prima volta non c'è stato alcun nato nella notte di San Silvestro né a Capodanno. Nella città d'acqua, in ogni caso, i dati dei neonati degli ultimi 5 anni sono rimasti sostanzialmente invariati. Vi do una notizia che mi conferma proprio in questo momento il nostro Lorenzo Maier da Venezia. Ci sono 3 indagati per la morte del bambino di 8 anni, Mattia Coada. Sono 3 medici del reparto di pediatria dell'ospedale civile di Venezia. La notizia è stata ufficializzata solo pochi minuti fa, così mi conferma il nostro Lorenzo Maier. Noi voltiamo nuovamente pagina, parliamo dei saldi che iniziano fra meno di 2 giorni. Conto alla rovescia per l'inizio dei saldi invernali, anche se secondo Confcommercio sarebbe stato opportuno posticipare la data alla fine di gennaio, considerato che finora la stagione è stata particolarmente mite, quindi le vendite non sono decollate. Ma potrebbe essere anche l'occasione giusta per rifarsi, secondo Confesercenti. Questa è un'occasione particolarmente attesa, sia dal punto di vista dei consumatori che, complice il calo del loro potere d'acquisto, non stanno aspettando con ansia la possibilità di fare dei risparmi, ma anche dal punto di vista dei commercianti che, causa il clima particolarmente mite di questi ultimi mesi, hanno praticamente quasi la metà delle scorte delle collezioni autunnali ed invernali invendute. Sarà quindi un'ottima occasione per fare acquisti. Per quanto riguarda l'abbigliamento, le famiglie troveranno un ampio assortimento proprio per l'avvio rallentato della stagione invernale. Difficile però fare una stima su quello che veneziani e mestrini potrebbero spendere. Purtroppo le diseguaglianze si sono accentuate, c'è una forbice sempre più ampia tra le famiglie che possono spendere e quelle che possono spendere di meno. Fare una media sarebbe abbastanza inaffidabile. Inoltre c'è un atteggiamento dei consumatori particolarmente cauto e razionale. Verificheranno le occasioni che vengono proposte e sceglieranno all'ultimo minuto che cosa è più conveniente da acquistare. Tenete conto comunque che oltre il 40% dei consumatori ha già espresso l'intenzione di acquistare durante i saldi e c'è comunque una parte dei consumatori che ha già individuato qual è l'oggetto che intendono acquistare. Sempre con la dovuta attenzione. Va richiamata l'attenzione su quelle che sono le regole delle vendite di fine stagione, quindi la correttezza dei cartellini dei prezzi sugli articoli e il fatto che ovviamente il prezzo scontato deve essere quello inferiore al prezzo normale di vendita. Vi ripeto la notizia che vi ho dato poc'anzi, confermata dal nostro Lorenzo Maier. Ci sono 3 indagati per la morte del bambino di 8 anni, Mattia Coada. È una vicenda che ha scosso l'intera comunità del Lido di Venezia, anche la comunità ortodossa, dove il padre, l'imprenditore edile moldavo Vitalie Coada, è particolarmente conosciuto. Quindi ci sono 3 indagati per questa morte, sono 3 medici del reparto di pediatria dell'ospedale civile di Venezia. E noi ora ci fermiamo, c'è la pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta, a livello nazionale non si parla d'altro, l'arrivo di Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e di Matteo Giunta. Tra gli auguri anche quelli del parroco che li ha sposati oggi a Montebelluna.
I volti sorridenti non tradiscono l'emozione, ma nemmeno la fatica. Sono stati 2 giorni complicati, scrive Matteo Giunta, appena diventato papà della piccola Matilde. E così il 3 gennaio alle ore 6:51 Federica Pellegrini, la nostra campionessa, volto noto e amato in tutta Italia, è diventata mamma. A salutare il lieto evento sui social decine di post. Un pensiero per la coppia è arrivato dal presidente del Veneto Luca Zaia e dalla premier Giorgia Meloni. La piccola, nata in buona salute, è venuta alla luce all'ospedale Sacro Cuore di Negrar. Meringhetta, così si rivolgevano a lei ancora in pancia. A Matilde Federica aveva dedicato un pensiero nei giorni immediatamente successivi alla tragedia di Giulia Cecchettin. Ti costringerò a sentirti libera in ogni passo, aveva scritto su Instagram. Federica e Matteo, un amore nato nel 2017, lui l'allenatore, lei l'allieva. Una storia tenuta quanto più possibile lontana dai riflettori. Matteo la porta all'altare il 27 agosto del 2022 ad unire in matrimonio la coppia nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, Monsignor Antonio Genovese, oggi parroco a Montebelluna, ma per tanti anni a Spinea, dove ha visto crescere Federica e che oggi ha partecipato alla gioia della coppia. Intanto che è arrivata, quindi ben arrivata da noi, e un augurio cordialissimo e felicitazioni alla Federica e anche a Matteo per questo evento così bello, atteso, e anche bello. Credo che essere mamma ed essere papà sia un dono grandissimo, oltre che anche una grande responsabilità. Non sarò io a battezzare Matilde, chiarisce, spero lo farà il parroco della loro comunità. Ricorda Federica però e la sua grande forza di volontà. Aveva le doti ma anche sacrificato, che mentre gli altri si divertivano lei era in piscina a nuotare fin dal mattino presto, quindi una grande campionessa. E adesso è cresciuta insieme a Matteo, sono cresciuti, auguro davvero che crescano davvero in armonia, in amore e affetto, per crescere insieme anche la piccola. E poi c'è la gioia, il clima di festa di Spinea. Tanti auguri e complimenti, visto che noi la conosciamo tutti qui a Spinea. Assolutamente. Felicità, cosa vuoi? Forse, non so, i suoi genitori saranno ancora più felici che sono diventati nonni. Da Spinea, paese natio di Federica Pellegrini, arrivano tanti messaggi di auguri per la neomamma e la piccola Matilde, arrivata dopo 2 giorni complicati, come ha scritto il papà e marito della campionessa Matteo Giunta in un post sui social. Qualcuno, tra i suoi compaesani, spera anche che possa crescere una nuova stella del nuoto. Augurissimi e speriamo che diventi una campionessa come lei. Sono contenta per lei, tanti auguri. Complimenti, tanto io sono diventato nonno, per cui so cosa vuol dire. Tanti auguri Federica, buon anno, tanta serenità e pace sopra il nostro tetto. Questi gli auguri di Spinea alla neomamma e anche ovviamente al neo papà. E noi andiamo a Noale, dove è stato rinviato a sabato 13 gennaio a causa delle avverse previsioni meteo lo spettacolo della Piro a Paroa. Si tratta di uno degli appuntamenti più amati e popolari dell'Epifania, anche per merito del fascino della location in cui si svolge la Rocca dei Tempesta, con le torri medievali sullo sfondo. L'evento, organizzato dalla Proloco, propone il consueto rito del falò secondo le antiche formule tramandate grazie alla ricerca storica del maestro Giacomo Dal Maestro. Quindi lo spettacolo della Piro a Paroa è stato rinviato, lo ripetiamo, sabato 13 gennaio, così a Noale. E noi ci lasciamo questa sera con il presepe interamente ricamato a uncinetto dalle signore del quartiere Pertini di Mestre. Quindi ci salutiamo con queste immagini. Subito dopo il meteo, buona serata.
Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Ultimo giorno in compagnia dell'alta pressione che inizia a diminuire. Nel weekend dell'Epifania un'intensa perturbazione darà il via ad una fase di maltempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 4 gennaio evidenzia un tempo stabile. Avremo un'alternanza di nuvole e locali rasserenamenti con nebbie sparse di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera, più soleggiato in montagna. Temperature stazionarie minime tra 1 e 6 gradi, massime tra 6 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà asciutto, tuttavia sulla zona montana il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. In pianura e sulla costa locali nubi basse nelle ore più fredde, qualche schiarita a seguire. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato al mattino ma con nuvolosità irregolare nel pomeriggio. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.